Nel video di oggi vedremo come passare da un giardino così ad uno così. Vedremo come costruire questa staccionata in legno fai da te per dare un nuovo look al nostro giardino. Cominciamo! Prima di cominciare però dobbiamo andare a finire la pavimentazione. Prima di tutto perché qui in fondo voglio poter organizzare i bancali con il materiale e ho bisogno del pavimento per spostarmi agevolmente con il traspalle. Ad aiutarmi in questo lavoro oggi c'è Nicola, un membro della community che abita qua vicino e ne sa sicuramente più di me su come ottenere un ottimo lavoro. Prima cosa da fare è livellare il terreno, che è stata sicuramente la parte più complessa. Poi si posiziona la guaina per pacciamatura che impedisce in teoria alle piante di crescere sotto. Come ultimo passaggio si mette la puntina, che è una ghiaia di sassi da 3 a 6 mm, si livella e si posiziona il pavimento. Sì, beh, finalmente è terminato tutto. Ora mancano solo due qua che devo tagliarle, ma non c'ho il disco adesso. L'altra qui e finire il bordino che devo tagliarmi. Passiamo che vi spiego meglio adesso come facciamo la staccionata. Ok, sono trascorse alcune settimane dai lavori sulla pavimentazione, adesso vi spiego bene il programma. Come vedete qua ho preparato già tutta una serie di listelli di abete, ne ho all'incirca un centinaio di questi. Questo qui è il materiale che andremo a utilizzare per fare la nostra staccionata, ma prima di andare a posizionarla letteralmente qua bisogna progettare la staccionata, ma prima ancora di fare questo portiamo all'interno del lab tutte queste tavole e tutte quelle travi là dietro, le piagliamo e le portiamo a misura. Per fortuna oggi ad aiutarci abbiamo l'invincibile Super Ezio. Quindi adesso andiamo a prenderci il nostro bel bancalino che ha filo spessore e passiamo così tutto il nostro pomeriggio. Prima di partire a piallare però volevo farvi vedere come realizzeremo questa staccionata. Questa qui è l'area che dobbiamo andare a riempire con la nostra staccionata, ovvero 2,40 m di altezza per una lunghezza di 12 metri, ok? Questa qua mi serviva solo per dimensionare e per distanziare correttamente tutti i pali. La prima cosa da fare è sicuramente pensare a come fissare questi pali verticali. Questi sono tutte travi di abete 8x8, lunghe 2,40 m, distanziate tutte di circa 1 metro, e per fissarle a terra andremo a utilizzare una staffa a U fatta in questa maniera. Mi serviva proprio questa perché noi, andando a mettere davanti i nostri listelli, io ho la possibilità di mettere i listelli fino a terra, per cui sostanzialmente le parti che servono sono poche. Fissare al pavimento 13 di queste staffe, attaccarci a questi i pali verticali e a questi i listelli che verranno appunto presi da quelle tavole riciclate. Bisogna prenderle, piallarle, sfilarle tutte per 5 cm, tagliarle a 1,99 m e andarle a fissare al fine di ottenere questa nostra staccionata. Lavoro molto lungo ma ne varrà la pena. Partiamo con la piallatura. Com'è stata questa intensa sessione di sfilatura delle tavole? Guarda che lavoro, guarda che perfezione. Allora raga, qua abbiamo 160 listelli già tutti pronti, ce ne servono 204. Riutilizziamo questi che hanno delle misure leggermente diverse, però poco conta perché comunque li andremo a unire sopra, non penso che sia un problema. Quello che dobbiamo preoccuparci adesso è quello di metterci lì con calma, armarci di una fortissima pazienza. Che io ce l'ho peraltro, io sono molto paziente. Non lo so. No, io bravo te. No. Dobbiamo andare a levigarle velocemente, ok? Quindi senza fare un grande lavoro, però andare a togliere e a stondare un... No. Sì. No.
Arrivati a questo punto, quello che manca è prendere tutti questi listelli e portarli a misura, ovvero tutti questi che sono stati quelli selezionati tutti interi, senza troppe rotture, senza troppi difetti, vanno presi, troncati a 199. Dopo averli tagliati, levigati, fatto, sistemato, la voglia comincia a scarseggiare. Come sempre mi vado a incasinare in progetti ripetitivi e noiosi, però il risultato, raga, fidatevi, sarà una bellezza totale. Posiziono tutto sulla troncatrice, faccio all'incirca una decina di listelli alla volta. Il lavoro da fare è molto semplice. Prima li vado a intestare, posiziono tutto sulla troncatrice, poi faccio all'incirca una decina di listelli alla volta. Prima li vado a intestare, poi li misuro a 199, giro dall'altra parte e li tronco tutti assieme. Questo procedimento ripetuto ovviamente per tutti i 204 listelli che dovevamo troncare. L'ultima lavorazione da fare è quella di dare la finitura. Vi ho chiesto su Instagram dei consigli su qual è la finitura migliore da dare per l'esterno e mi avete consigliato per la maggior parte il Bondex Matte, che è questo prodotto impregnante. Io ho scelto la tonalità castagno, ho fatto le teste sia con il trasparente per vedere com'era, sia con il noce chiaro, ma era troppo scuro comunque. Il castagno a mio avviso è il colore perfetto per questa tipologia di progetto. Arrivati a questo punto, prima di continuare, andiamo a utilizzare questo prodotto, il Bostik gomma liquida, per andare a proteggere le nostre travi per la staccionata. Quello che voglio fare è andare a proteggere la parte sotto dove va a contatto con la nostra staffa e la parte sopra che rimane ovviamente a vista, quindi protetto poi dalla pioggia. Questo qua è il prodotto ideale perché è 100% impermeabile, quindi perfetto in questo caso per andare a proteggere le nostre travi e per un progettino che vedremo dopo. Ora l'Invincibile ci farà vedere come si posa estremamente nel modo migliore questa gomma liquida. Preparati, è una roba incredibile. Io le farò, penso, una X. Vedi che sembra tipo una X, un po' di più, dai. Ma sembra una Z, una roba strana. Sembra una roba abbondante, dai. La procedura comunque è quella di metterlo, stenderlo correttamente e poi lasciarlo asciugare minimo 2 ore e poi si solidifica, polimerizza correttamente in 48 ore. Insomma, una roba così più o meno, dai. Esattamente. Ora non ti resta che farle per tutte e 13. Per una corretta applicazione, prima di andare a installare i pali, diamo una successiva seconda mano di gomma liquida. Arrivati a questo punto dobbiamo installare le staffe. Le staffe che ho selezionato sono queste qua perché è l'unico modello che ho trovato che è aperto, non le ho trovate in altri posti, perché mi serve che così sia aperto davanti in modo da poter mettere i listelli fino in fondo. Questi qua sono i fori che abbiamo appena fatto e questo va messo esattamente così, poggiato a terra. Poi il palo verrà fissato dal fianco con 4 viti e mentre il foro centrale ci mette un bel bullone M8. L'ultimo passaggio da fare è semplicemente utilizzare un prodottino specifico per chiudere e fissare correttamente le nostre staffe. Ottimo raga, arrivati a questo punto si arriva finalmente a un momento decisivo. Qui abbiamo tutta una serie di listelli già impregnati, quelli che avete appena visto. Ora dobbiamo preparare le travi verticali e fissarle ai pali. Nel mentre ne abbiamo già posizionate un paio e dobbiamo posizionare le altre giusto per tenere tutte le distanze perfette in modo che i listelli che sono da 199 cadano esattamente in centro alla trave. Il fatto è che dobbiamo metterlo tutto in bolla, ok, in modo che i listellini cadano esattamente al centro. Prendiamo i punti dall'inizio alla fine, li posizioniamo e si va. Intanto attacco questa qua. Ok, fatta questa operazione che serve solamente per tenere tutti i pali distanziati nel modo corretto, appunto con i nostri travetti da 199 cm. Fatta questa operazione andiamo a fissare adesso qua sotto esattamente tutti i pali, perché finora abbiamo messo solamente una vite, ne mettiamo altre 3 più un dado M8 passante. Poi faremo altri punti in cui lo andremo a fissare in modo migliore e più solido. Allora, purtroppo mi si è scaricata la GoPro, non sono riuscito a filmare questo, però siamo riusciti a fissare tutti i pali, ok, verticali, in modo che siano in bolla e estremamente dritti. Questi qua ovviamente sono solo provvisori per evitare che faccia questo durante l'installazione. Domani andiamo avanti e installiamo tutto. Buongiorno, riprendiamo oggi
stamattina sono sceso presto e come prima cosa ho inserito un bullone M8 al centro qua, semplicemente forando, bullone fissato, quindi per ogni singola trave verticale abbiamo la staffa con 4 viti, 2 di qua, 2 di là, più un bullone che fissa. Oltre a questo, è già così, raga, non va, balla perché flette così, però non è un problema. Altra cosa per fissarla, ma lo faremo a posteriori, utilizziamo questi pali che sono ancorati nel cemento sotto e devo studiarmi un sistema con dei collari, così poi da dietro sostanzialmente prendiamo e li fissiamo anche qua, così proprio questo non va da nessuna parte. L'obiettivo di questa mattina è installare appunto 3 file di listelli che abbiamo preparato, ma andiamo adesso a prendere la colla che ci serve per fare questo lavoro. L'operazione per andarli a fissare sui nostri travi verticali sono quelli di andarli a incollare e puntarli con la sparagroppini. Per incollarli ovviamente utilizziamo il Legno Max, però la versione trasparente, prodotto che mi avete già visto usare nel progetto dei tavoli pattern, ve lo lascio qua in alto a destra. Colla ideale per questo tipo di lavoro appunto perché è super resistente, tiene fino a 110 kg per centimetro quadrato, è verniciabile, resistente alle intemperie, impermeabile, riempitivo, riesce a fare tutto. Se dovete incollare ve la consiglio, è il prodotto ideale per questa tipologia di lavori. A questo punto mettiamo i nostri listelli, abbiamo messo la corda giusto per segnare, uno per vedere quanto sono dritti i pali, che sono tutti alla stessa distanza, perfetti e precisi. Abbiamo preso una misura da 2 metri dalla sopra, ok, e mettiamo il filo del primo listello a 20 cm da questo, giusto che stia tanto così, perché il pavimento non è dritto al 100%, quindi se prendiamo la misura dal pavimento possiamo anche sbagliare e non andare perfettamente dritti. Questi li ho tagliati io a mano, quindi sono tutti precisi ovviamente. Raga, figata, sta venendo veramente una bombetta. Ora la procedura corretta che abbiamo testato fino adesso è la seguente: listellino che ci fa lo spessore, appoggiamo perfettamente il nostro listello, prendiamo ovviamente Legno Max trasparente, diamo qua un giretto e un giretto qua, molto semplicemente. Tra l'altro pistola fenomenale perché non devi mollare la pressione una volta che hai finito di spingere fuori il prodotto, quindi appena finisci di mollare smette anche di uscire. Mai avuto una pistoletta così performante. Finito questo, groppini da 0,5, molto semplicemente via questa ed ecco fatto. Bisogna solo farlo per 200 volte. A questo punto io comincio a pensare che per la quantità di progetti lunghi e ripetitivi che decido di intraprendere, penso che sia quasi una malattia la mia. Per fortuna c'era Ezio e Nicola che mi hanno aiutato in questo lavoro lunghissimo. Prima di vedere il risultato finale andiamo a fare questo ultimo progetto che vi avevo anticipato prima. Il design della staccionata, pensato con tutti questi listelli orizzontali distanziati di 20 mm da uno e l'altro, oltre ad essere un concetto totalmente estetico, è anche funzionale. Ora vi faccio vedere con 4 passaggi molto semplici, senza utilizzare chiodi o viti, su come poter fare una fioriera da poter mettere nella vostra staccionata. Dopo 24 ore la colla si è asciugata in modo permanente, non ci sono bisogno di chiodi, non ci sono bisogno di viti, abbiamo solo bisogno dell'ultimo strato per andare a impermeabilizzare l'interno della nostra fioriera. Come avete già visto per la staccionata andremo a utilizzare sempre Bostik gomma liquida, che è un impermeabilizzante eccellente per questo tipo di scopi. Anche in questo caso diamo 2 mani di prodotto per una perfetta impermeabilizzazione e in caso di giunti meglio usare la sua banda rinforzante. In questo caso applicare una mano di gomma liquida, mettere la banda rinforzante premendola bene e successivamente dare la seconda mano. Installo queste 2 staffe a L che ho piegato io manualmente, prendo un po' di terriccio e cerco di fare il mio meglio. Raga, scusatemi se non ho fatto un ottimo lavoro con queste piantine, ma non ho proprio il pollice verde per fare ste cose qua, anzi chiedo venia a tutti gli esperti che stanno guardando questo video, anzi se avete consigli lasciateli qua sotto nei commenti. Dall'altro canto il risultato è quello che conta, che adesso con le sue staffette qua dietro posizioniamo, tac, e questo volendo lo si sposta un po'
dove si vuole e lui rimane su. Signori, ecco il risultato finale finalmente di tutti questi lavori. Questo progetto fa sempre parte della playlist di lavori per la ristrutturazione dell'appartamento. Trovate la playlist qua in alto a destra se la siete persa o qua sotto in descrizione. Finalmente anche quest'angolo adesso è tutto sistemato, con poco, avendo finito il pavimento e la staccionata di riciclo, ha sicuramente tutto un altro aspetto e un look molto più ordinato e pulito, ma i lavori non sono ancora terminati. Ho ancora un po' di migliorie e cose da realizzare qua fuori, come l'impianto elettrico. Vorrei mettere delle luci qua per illuminare, mi piacerebbe fare un bel salottino per i pranzetti o le cene qua fuori, e ho questa idea malsana, raga, ancora di fare una cucina da esterno. Ci sto ancora ragionando, non vi spoilerò niente adesso perché è ancora un'idea malsana, appunto, però datemi anche voi degli spunti su gadget e accessori che si possono fare, come la fioriera da appendere e le cose che mettereste voi per definire perfettamente come la zona perfetta qua fuori. Altra cosa che volevo fare, avevo questa botte qui, ci ho messo semplicemente delle ruote, però mi piacerebbe fare un bel tavolino d'appoggio un po' sistemata. Anche questa è una degli altri lavori che bisogna fare. Detto questo, io vi ringrazio tutti per la visione. Se il video vi è stato utile almeno un po', considerate il fatto di iscrivervi al canale, è gratuito e a noi aiuta molto per continuare a portare progetti qua su YouTube.